Diego Crivellari, ho 37 anni, risiedo a Rosolina, non sono sposato, mi occupo di libri di editoria, nel senso che da una decina d'anni lavoro per una casa editrice padovana e sono anche docente di filosofia e scienze umane nelle scuole superiori. Mi sono iscritto al PDS nel 1994, 19 anni, da lì è iniziato il mio impegno politico, che è stato un impegno che mi ha portato a ricoprire ruoli amministrativi e politici nel PDS-DS e poi nel PD. Attualmente da 2 anni sono segretario provinciale del Partito Democratico Polesano. Mi candido alla Camera dei Deputati con il PD appunto e ho all'8° posto della lista della circoscrizione Veneto 1. Se fossi eletto mi batterei per una vera e seria politica del lavoro in questa provincia. Occorre creare, anzi ricreare buona e piena occupazione anche in Polesine, partendo da quelle che sono anche le risorse e le vocazioni storiche della nostra provincia e soprattutto puntando sul capitale umano che è importante in questa provincia. Giovani, donne, piccola e media impresa, a superare la crisi e recuperare quel gap storico che ha rischiato e rischia tuttora di riportare il Polesine in quel cono d'ombra a cui storicamente siamo stati condannati. Di che cosa ha bisogno l'Italia? Lavoro innanzitutto, tornare ad una politica espansiva che superi il mero rigore praticato da Monti in questi mesi. Poi scuola, 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 una forte politica di incentivi alla formazione, alla conoscenza, alla ricerca, all'università, che può consentire di premiare una cosa che spesso è stata sottovalutata in Italia, il merito. Altro tema fondamentale per il Polesine, ma per tutta l'Italia, è avviare una riconversione ecologica di diversi settori della nostra economia, che può consentirci di guadagnare competitività e di creare buona e piena occupazione in questo Paese. Mi sento di promettere intanto una cosa: essere vicino al territorio, essere vicino alla gente e ai cittadini, provare ad essere un punto di riferimento per il Polesine. Altra cosa, difendere e salvaguardare l'autonomia del nostro territorio e soprattutto quelle che sono le sue ricchezze e peculiarità, quindi il capitale umano, ma anche la pesca, l'agricoltura, l'ambiente, quindi no a tutti quegli interventi che umilino e danneggino il nostro ambiente.